E io la prima intervista dell'anno, la prima domanda la se non si offende la nostra collega, però io sono più giovane, tocca Carmen, a te inaugurare il Povale con una bella domanda. Come le sai fare tu? Vai. Mister, allora, come è andata questa settimana un po' particolare di preparazione di questa prima sfida? Aprite voi il girone di ritorno. È andata bene, sono tornati bene i ragazzi, avevano un lavoro da svolgere a casa, lo hanno fatto sostanzialmente, si sono presentati bene, siamo ripartiti con un atteggiamento giusto e questo per me è stato un passo importante, fondamentale. Abbiamo fatto un mini blocco di 4 allenamenti conclusi con le partite amichevoli che avete visto domenica, dove abbiamo lavorato, poi abbiamo recuperato lunedì e poi abbiamo fatto una singola seduta terminata, la terminiamo questa sera alle 6 per vedere anche un po' l'illuminazione eccetera, però direi che è andato tutto bene, insomma, a parte le problematiche degli infortuni che abbiamo, che ancora qualcuno non riusciamo a recuperare, altri no, quindi, però diciamo che il programma che avevamo prestabilito è stato svolto. Prego Gavino con la tua. Se domani sera per un caso strano lei avesse a disposizione solo 30 secondi a fine partita per rilasciarci una dichiarazione, quale vorrebbe rilasciare? Riferita ovviamente alla partita. Una domanda, cioè, una dichiarazione che faccia sperare che la gara sia andata come tutti pensiamo, come tutti vogliamo. Pensare lo pensano anche la Salernitana. E quindi mi auguro di fare un inizio tra 2 giorni qui di conferenza stampa positivo, che siamo tutti felici e contenti, però credo che anche la Salernitana voglia fare questo, quindi. Però diciamo siamo fiduciosi, anche se incontriamo una squadra che in questo momento è dietro di noi, però è una squadra che ha una società molto molto forte alle spalle, una società che è una città che ha una passione calcistica di assoluto rilievo, dove ce ne sono poco in Italia che seguono così il calcio, e la cosa più importante è che ha un gruppo di giocatori che hanno qualità ed esperienza e quindi si trova dietro di noi in questo momento, ma da quello che sento e quello che leggo hanno nelle difficoltà, bisogna sempre avere timore che le squadre tirino fuori sempre qualcosa in più, insomma. È una serenità ferita chiaramente. Ho visto le ultime partite che ho disputato, le ultime 3, e devo dire che hanno un comune denominatore, cioè le prestazioni le fa meglio fuori casa. Ti cito un esempio, per esempio a Perugia, dove ha fatto molto bene, non meritava assolutamente di perdere, anzi, se c'era una squadra che doveva vincere era proprio la Salernitana, e sappiamo tutti che tipo di giocatori, che squadra che organica qua a Perugia, dove si trova in classifica, tanto per dire. In casa ha riscontrato qualche problema in più. A livello tattico ho visto 3 partite con 3 atteggiamenti diversi parlando di numeri, e quindi dobbiamo essere abili, pronti a saper interpretare anche lo schieramento offensivo per cercare di mettere in difficoltà e niente. Degli infortunati che riuscirai a recuperare? Gli infortunati D'Ambrosio è a disposizione, vediamo un po' in che modo, però credo che possa essere a disposizione. È a disposizione, vediamo, lo recuperiamo. Chiaro che lui è stato fermo 115 giorni, quindi non ha una condizione ottimale. Vediamo se sarà della partita. Gli altri non so chi differisce, Massimo. Cioè, dicevo prima Andrea, se ci fosse, cioè, i suoi infortuni sono sempre quelli lì, cioè, sono sempre quelli lì e siamo sempre lì, anzi, non miglioriamo purtroppo, perché magari ne recuperi D'Ambrosio e perdi sale per squalifica, chiaro che sono 2 cose diverse. Inizia a posto?
Sì, no, ma Diniz insomma non è nessun dubbio, sia Diniz che Papini non hanno mai avuto nessun dubbio, via, insomma. Questi hanno fatto la partita, ma il problema che c'è Diniz non è un problema recente, è un problema che ogni tanto si ripercuote, ma è più fastidioso che preoccupante, diciamo, no? E quindi è stato solo come dire, una precauzione. Papini, leggera distorsione, ma proprio lieve, ha già recuperato, ha saltato un allenamento, diciamo. E gli altri, alcuni sono in procinto lì, vedi Martinez, vediamo se riusciamo per quella dopo. Bellazzini, punto interrogativo, ma vediamo quella dopo, punto interrogativo, mentre invece Martinez magari con 2 chance in più ce l'ha, mentre invece Saccidotto non ancora, e poi chi c'è? Ci venga, vediamo, punto interrogativo la prossima, vediamo, però domani questi non ci sono. Quindi questi differenziati solo D'Ambrosio, spero di sì, di questi differenziati può essere a disposizione solo D'Ambrosio per eventualmente, vediamo, non ancora, però vediamo, insomma. Però solo lui, gli altri non. Martinez e Bellazzini Non saranno convocati, questi qua non saranno convocati, no. Anche Bleve ha fatto la differenza. Bleve, anche lui ha avuto una distorsione la scorsa settimana di un certo tipo, anche lui non rientra in quelli che hanno recuperato, quindi anche lui non c'è. Mister, oltre all'avversario, alla caratura, diciamo anche al blasone, un'altra ulteriore insidia può essere anche la sosta, la lunga sosta, specie per una squadra che vede un movimento positivo come il Lecce. Ma queste sono incognite, nel senso che comunque ci siamo dovuti fermare tutti, noi qualche giorno in più, perché comunque noi ci siamo fermati da mercoledì, le altre squadre della domenica, incide poco, 4 giorni in più e meno, però abbiamo potuto ricaricare le batterie. È un po' il senno di poi, se la partita va in un certo modo la squadra non avrà risentito di questo storico, se la partita va in un altro ci siamo fermati, è sempre noi una cosa è certa, noi dal punto di vista nervoso, e mi preme sottolineare dal punto di vista nervoso perché per me la testa sono più importanti delle gambe, faremo una gara importante, nel senso che siamo applicati, concentrati, abbiamo lavorato molto bene e abbiamo lavorato anche molto sotto questo aspetto. E poi il resto ci sono avversari, il resto ci sono, come hai detto te, questa sosta, e quindi, però io credo che quando ci sono queste pause l'aspetto nervoso sia la cosa più importante. Il resto non puoi essere al 100, perché è chiaro che puoi allenarti quanto vuoi, ma la partita ti è venuta a mancare. I tuoi step ordinari ti sono venuti a mancare e quindi qualcosa è cambiato. Ma se non cambia l'atteggiamento mentale, abbiamo lavorato bene su questo, credo che tutte le altre cose possono essere superate meglio. Mister, allenatore delle squadre avversarie ha messo alla frusta quella presidente, no? Ha fatto solo anche che partita prevede? Che atteggiamento? Sì, ho letto, purtroppo è il mestiere nostro, no? Degli allenatori essere messi alla frusta del presidente quando i risultati non arrivano. E come dicevo prima, ho detto che quando le cose non vanno nelle piazze, nelle società dove c'è molta attesa, sono maggiori le pressioni, che è un po' l'inizio discorso che ho affrontato, no? Ho letto anch'io di queste dichiarazioni e diciamo che quando devo incontrare una squadra preferisco incontrare una squadra che non sia ferita, no? Nell'orgoglio. Oggi loro sono feriti perché si trovano a un punto cruciale, come tante squadre, ma loro in maniera particolare, anche e soprattutto per quello che ha detto lei, no? Le pressioni interne magari di un allenatore, dei giocatori che c'è il mercato di mezzo, della città, della piazza, importante, e quindi saranno chiamati a fare una prestazione di spessore, sicuramente dal punto di vista motivazionale. Noi dobbiamo saperlo questo, dobbiamo essere pronti almeno quanto loro, anzi direi qualcosa in più. Mister, invece che cornici si aspettano ogni sera al Via del Mare, il pubblico? Io avevo lasciato il pubblico l'anno scorso che c'era un bel entusiasmo, c'era più pubblico, sono ritornato e c'era molto di meno, questo
capisco, condivido e giustifico anche i supporters giallorossi, perché comunque negli ultimi 2 anni queste squadre qua, questi tifosi qui hanno partito un po' dall'interno, però diciamo che adesso i ragazzi come dire, si stanno comportando molto bene, quindi io credo che il feeling possa di nuovo sbocciare prima o poi. Mi auguro già da domani sera di vedere più entusiasmo da parte non solo dei ragazzi della curva, che sono sempre molto molto vicini alla squadra in casa e fuori, ma anche tutto il resto dello stadio del mare, insomma, dipende da noi. Posto?